meno abbienti. Descenda su per vos. E veniamo ai dati. Per il 9° giorno consecutivo calano i ricoveri nelle terapie intensive, crescono ancora i guariti, mentre si registra il numero di vittime più basso dal 19 marzo. Carlotta Manno. Ancora oscillazione nei dati per poter dire che il peggio è passato, ma siamo sulla buona strada, dicono gli esperti. Notizie incoraggianti dalle terapie intensive, il polso di questa emergenza. I numeri sono in discesa anche qui e la pressione sugli ospedali si alleggerisce ormai da 9 giorni. Oggi infatti i pazienti in terapia intensiva sono 3.343, con una riduzione di 38 rispetto a ieri. 1984 nuovi casi accertati rispetto a ieri, sempre alto ma in discesa anche il numero delle vittime. Nelle ultime 2 settimane oggi è il giorno che registra il numero minore di deceduti, 431. Sono tantissimi ancora, però devo dire che dobbiamo guardare ancora una volta ai trend e mettendo insieme la riduzione del numero dei ricoverati, la riduzione del numero dei pazienti che vanno nelle terapie intensive e la riduzione del numero dei deceduti, credo che questo insieme ci faccia vedere che stanno avendo un impatto sulla diffusione di questo virus. La Lombardia ancora la regione più colpita. L'incremento complessivo dei casi totali è salito a 156.363, oggi 4.092 in più. A farci ben sperare è il numero dei guariti che aumenta, 1.677 in 24 ore, complessivamente sono oltre 34.000. E se i dati raccontano appunto di un lento miglioramento, nelle corsie degli ospedali italiani continua la battaglia contro